amministrative a Treviso con il possibile riavvicinamento di Gentilini e dei suoi alla Lega, ma Forza Italia lancia un chiaro messaggio: in caso di vittoria la carica di vice sindaco spetta ad Andrea De Checchi. La metà delle vittime di incidenti stradali non usa le cinture di sicurezza. L'allarme della Polstrada che spiega come dopo un decennio in cui i neopatentati avevano dimostrato prudenza si sia tornati al passato. Incidenti sul lavoro, l'ULSS propone di impiegare i vigili urbani in controlli soprattutto nei cantieri per verificare il rispetto delle normative di sicurezza. Tenta il suicidio gettandosi nelle acque del lago di Revine. Passanti e carabinieri formano una catena umana e salvano una 45enne. In ospedale anche il comandante di Cison. Domani l'ultimo saluto ad Asola Ivano Beggio, patron dell'Aprilia. Il ricordo e gli aneddoti dell'amico architetto Ivano. Amava fare squadra, racconta. I dazi americani preoccupano i produttori del prosecco, ad impensierire però anche l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, che è attualmente il primo mercato estero per le nostre cantine. La morte del campione di basket Henry Williams, scomparso ieri a soli 47 anni, il ricordo di Andrea Gracis che aveva giocato con lui a Treviso, un grande compagno di squadra. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia in apertura. Quindi la politica con le valutazioni del post voto del 4 marzo, ma anche le previsioni per le amministrative in programma in primavera a Treviso. Finita la conta per le politiche, ora si infiamma la corsa alle prossime amministrative per Treviso. E se il centrosinistra inizia a compattarsi per un secondo mandato all'attuale sindaco Giovanni Manildo, nel centrodestra giochi più che mai aperti su alleanze a sostegno del leghista Mario Conte, con Forza Italia pronta ad accogliere volti e soprattutto voti anche da altri schieramenti, come ad esempio per Davide Acampora, fino a ieri il riferimento di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia a Treviso. Penso proprio che lo vedremo nelle nostre liste a maggio, quando si andrà a maggio-giugno, quando si andrà alle elezioni comunali. Ripeto, sono sicuro che questo 10% che abbiamo avuto poco più in comune diventerà molto di più grazie all'apporto di queste persone che oltre al voto di lista possono portare il voto personale. Numeri comunque lontani rispetto alla Lega in un intreccio di accordi che vedrebbero gli azzurri succubi, per non dire sudditi, del carroccio trevigiano. Chi dice che il passo di lato di Andrea De Checchi è una sorta di scambio per avere il candidato uninominale di Forza Italia? No, assolutamente questa è una cosa falsa, perché una cosa sono le elezioni politiche su cui si è dibattuto sul piano nazionale e il rapporto 3-1 in provincia di Treviso era assolutamente normale, 3 uninominali alla Lega e 1 a Forza Italia. Per quanto riguarda le comunali, più che altro il tavolo era legato alle elezioni comunali di Vicenza e quelle di Treviso. Penso proprio che questo tavolo abbia funzionato, De Checchi io mi auspico sarà un grande vice sindaco. E qui pare si stia innescando una nuova grana politica, perché sul banco per far tornare Gentilini nei ranghi ci sarebbe il posto da vice sindaco, nello specifico a Sandro Zampese. E noi quando facciamo un accordo lo manteniamo fino alla fine, per noi Conte è il candidato sindaco e De Checchi è il vice sindaco. Un accordo che pare faccia storcere il naso anche a tanti leghisti, poco inclini a perdonare le recenti sfuriate dello sceriffo. Insomma, continua l'amaretta nel centrodestra, anche se il coordinatore azzurro ci tiene a sottolineare. Ognuno ha le proprie dinamiche, ognuno ha i propri problemi. Io ne ho già che basta all'interno di Forza Italia. Voltiamo pagina. La metà degli incidenti stradali, delle vittime degli incidenti stradali non usa le cinture di sicurezza. Dopo un decennio in cui i neopatentati avevano dimostrato prudenza, si è tornati drammaticamente al passato. A dirlo la Polstrada, che poi spiega come allacciare la cintura possa davvero fare la differenza. Non usano la cintura di sicurezza, corrono troppo e spesso bevono. Niente giri di parole dal comandante della Polizia Stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi, per descrivere la condotta dei giovanissimi al volante. 6 vittime in 3 mesi, un trend disastroso che non si vedeva da anni. Inutile parlare di manutenzione delle strade, i numeri confermano che le regole non vengono rispettate. Dalla tragedia di San Fiore, in cui ha trovato la morte il 18enne Massimo Pizzol, a quella di Quinto di 3 giorni fa, in cui è morto il 23enne Andrea Vanin. Non
non avevano le cinture e la velocità era sostenuta, addirittura 110 km all'ora nel caso più recente, e i dati 2017 confermano questa tendenza. Ci sono percentuali elevatissime di decessi dovuti al mancato uso della cintura di sicurezza, cioè parliamo del 50% dei casi, moltissimi, anche qui quasi il 50% di casi di velocità non adeguate alle condizioni di luogo e di tempo, e tassi molto elevati anche di alterazioni alla guida, che sfiorano il 30% dei casi negli incidenti mortali. 24 gli incidenti mortali nel 2017, su 13 in cui è stato verificato l'uso delle cinture, 6 vittime non l'avevano allacciata, ma come per le tragedie di quest'anno poteva fare la differenza. Non è uno slogan, ma è un dato di fatto, perché abbiamo potuto dimostrare, analizzando taluni incidenti, soprattutto alcuni recentissimi, che lo stesso identico impatto ha avuto conseguenze letali per chi non aveva la cintura e quasi insignificanti per chi ce l'aveva. Come nel caso di un'auto di servizio della Polstrada che un mese fa è stata centrata a un semaforo da un'altra macchina. Cinture e airbag hanno fatto uscire gli occupanti illesi. Eppure per molti automobilisti la cintura è solo una seccatura. Bisogna insistere ancora sull'aspetto prevenzione in tutti i contesti in cui è possibile farlo, e da questo punto di vista le iniziative non mancano fortunatamente e devono continuare da parte di tutti gli enti istituzionali che a ciò sono preposti, e sicuramente bisognerebbe incidere ancora più pesantemente anche sull'aspetto repressivo. Dagli incidenti sulle strade a quelli sui luoghi di lavoro, l'ULSS 2 propone di impiegare i vigili urbani in controlli, soprattutto nei cantieri, per verificare che siano rispettate tutte le normative sulla sicurezza. Vigili urbani nei cantieri per segnalare le imprese che non rispettano le norme di sicurezza è la proposta avanzata dal Comitato Provinciale di Coordinamento, composto dai 3 SPISAL dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, che si sono riuniti in un incontro convocato d'urgenza dopo l'ennesima tragedia sul lavoro. 8 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno, un vero e proprio stillicidio quello degli incidenti sul lavoro nella Marca, al quale le autorità competenti sono chiamate a porre un freno al più presto. E l'ulteriore ipotesi messa sul piatto dagli SPISAL, dall'Ispettorato del Lavoro e dall'INAIL è proprio quella di incentivare i controlli e la vigilanza sui luoghi di lavoro, chiedendo la collaborazione della polizia locale. Ci muoviamo su 3 linee, la prima che è sempre quella della prevenzione, dove andremo a aumentare ovviamente gli incontri, la formazione nelle aziende. La seconda è un rapporto sempre più stretto con l'industria per collaborare insieme. La terza, una proposta ai comuni che poi ci diranno, dove chiediamo di poter utilizzare i vigili urbani per fare un po' una vigilanza sul territorio, visto che loro sono più capillari. Controlli mirati soprattutto nel settore dell'edilizia per verificare il rispetto delle normative di sicurezza, una collaborazione che il Comune di Treviso è intenzionato ad incentivare per porre un freno alla piaga degli infortuni sul lavoro. Ciascuno facendo il proprio. I vigili pertanto possono entrare e verificare lo stato della situazione, le norme di sicurezza, e se tutta l'attrezzatura che è prevista dalla normativa viene effettivamente impiegata. È chiaro che con la cautela richiesta dal caso, perché è evidente che gli agenti di polizia locale non possono entrare nei momenti in cui vi siano ad esempio mezzi in movimento o lavori in corso. La questione verrà affrontata nei prossimi giorni in un incontro in prefettura. La collaborazione tra SPISAL, INAIL e polizia locale potrebbe partire da Treviso per poi estendersi agli altri comuni della Marca. Polizia locale di Treviso impiegata in un presidio fisso per controllare il parcheggio della Piani, che era diventato un bivacco per i rifugiati. Ebbene, se da una parte Cassugana difende la propria linea, dall'altra il candidato sindaco del centrodestra Mario Conte passa al contrattacco e dice: il controllo di quell'area spetta all'esercito. E in questo momento effettivamente i nostri agenti di polizia locale operano alla Piani dalle 7:30 alle 24, orario continuativo, cambio sul posto per salvaguardare quel luogo e garantirlo in sicurezza, perché non dobbiamo dimenticare che quelle sono anche uscite di sicurezza. Il comandante della polizia locale di Treviso, Maurizio Tondato, spiega le modalità di presidio del parcheggio della Piani, resosi necessario visto la situazione in cui versava l'area, diventando
diventata un vero e proprio ricovero per cittadini stranieri che, ottenuto lo status di rifugiati, non avevano più un luogo in cui stare. È il risultato di una verifica fatta dopo lo sgombero di qualche settimana fa, avvenuto in occasione di un'occupazione abusiva di quegli spazi. Ma non ci si è limitati, spiega Tondato, a sgombrare l'area. Per queste persone è stata trovata una soluzione, uno spazio migliore in cui stare. Insufficiente, continua poi il comandante, presidiare una tantum l'area. Alla mattina trovavamo situazioni inaccettabili con coperte, materassi e altro materiale. Questo voleva dire che nel giro di pochissimi giorni si ripristinava una situazione inaccettabile. La decisione di Kasugana di far controllare l'area alla polizia locale con un presidio fisso però non piace all'opposizione. Questa situazione si è creata a causa di una cattiva gestione da parte del governo centrale del fenomeno migratorio, spiega Mario Conte. Credo anche che non sia corretto che i cittadini di Treviso si sobbarchino i costi di questo servizio di sorveglianza del parcheggio della Piani. Quindi chiedo veramente che il prefetto intervenga affinché liberi le pattuglie dei vigili urbani e lasciano che svolgano il loro servizio di polizia nei quartieri e nelle strade. Non devono essere sicuramente i nostri agenti della polizia locale a sorvegliare l'area, ma devono essere piuttosto componenti dell'esercito. Un giovane nigeriano arrestato dai carabinieri per aver prima palpeggiato un'amica, poi per averne minacciato un'altra. Un pomeriggio tra amici che si trasforma in un incubo per dei cittadini nigeriani riuniti per trascorrere alcune ore in compagnia nell'abitazione di una di loro a Giavera del Montello. All'improvviso un 23enne rivolge la propria attenzione verso l'amica di 25 anni, iniziando a palpeggiarla. A quel punto la padrona di casa prende in mano il telefono e chiama la centrale operativa dei carabinieri di Montebelluna per chiedere aiuto. Ma il suo gesto scatena la reazione del giovane, che afferra un coltello che utilizza per minacciarla. Il provvidenziale intervento dei militari evita il peggio. Il 23enne viene arrestato per percosse e violenza sessuale. Tragedia sfiorata questa mattina a Revine, dove una donna ha tentato il suicidio gettandosi nelle acque del lago. Ebbene, passanti e carabinieri l'hanno salvata formando una catena umana. Un dolore troppo forte da sopportare. La morte del padre l'aveva sconvolta al punto da volerla far finita. Così una 45enne ha raggiunto il lago di Revine e si è gettata nelle fredde acque. Trascorrono pochi minuti e alcuni passanti notano un corpo galleggiare. Qualcuno chiama subito i soccorsi, ma altri scendono in acqua e danno vita ad una vera e propria catena umana, a cui si aggiungono poco dopo anche i carabinieri giunti sul posto. In pochi minuti questi coraggiosi soccorritori riescono a raggiungere la donna e a portarla a riva. Nel frattempo arrivano al lago anche i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che prestano le prime cure alla donna, ricoverata poi in ospedale con una lieve ipotermia. Stessa sorte anche per il maresciallo Graziano Todaro, comandante della stazione di Cison, sceso in acqua per salvare la 45enne. Anche lui è stato trasportato al pronto soccorso, che lo ha dimesso poco dopo. Uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa. Verranno finalmente celebrati il 23 marzo i funerali di Sofia Melnik, ritrovata un mese dopo la scomparsa e a 15 giorni dal suicidio del convivente Pascal Albanese. Verranno celebrati venerdì 23 i funerali di Sofia Melnik, la 43enne ucraina uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa. A 4 mesi dalla scomparsa e a 3 dal ritrovamento del cadavere, la bella ucraina potrà finalmente trovare pace con una cerimonia con rito ortodosso che verrà celebrata nell'obitorio dell'ospedale Cafoncello, dove il corpo martoriato è rimasto fino ad ora, in attesa del nulla osta della magistratura per l'ultimo saluto. Alla cerimonia sarà presente la madre della donna che arriverà da Kiev. Probabilmente le ceneri di Sofia verranno poi riportate nel suo paese natale. Una sparizione, quella di Sofia Melnik, che ha tenuto con il fiato sospeso per un mese la comunità di Cornuda, dove la donna abitava assieme al convivente Pascal Albanese, suicidatosi una quindicina di giorni dopo la scomparsa. Solo alla vigilia di Natale la svolta con il ritrovamento del corpo di Sofia in un dirupo sulla strada che da Romano Dezzelino porta a Cimagrappa. Picchiata selvaggiamente, forse gettata nel dirupo quando ancora respirava. Ma da chi?
Le indagini non sono ancora ultimate, si attendono gli ultimi risultati dell'autopsia e degli accertamenti effettuati dai carabinieri del RIS nella casa di Cornuda come nelle auto di Sofia e Pascal. Intanto, dopo le disperate richieste dei familiari della donna, Sofia potrà finalmente riposare in pace. Torniamo a Treviso, dove questa mattina a Cassugana c'è stato l'incontro tra l'assessore all'urbanistica e i rappresentanti dell'associazione Treviso Sotterranea, che ieri avevano contestato fuori da Palazzo dei 300, accusando l'amministrazione di non aver tutelato nel piano degli interventi le mura cittadine. Il piano degli interventi per le mura non decreta assolutamente la fine, anzi. Dopo la vivace contestazione di Treviso Sotterranea con tanto di epigrafe delle mura, chiarimento avvenuto tra l'amministrazione di Cassugana e l'associazione che aveva pesantemente criticato il piano degli interventi, ritenendo che non tutelasse la cinta cinquecentesca. La manifestazione di Treviso Sotterranea era stata prima della seduta del Consiglio e, come ho anche detto durante il mio intervento ieri, Treviso Sotterranea, come qualsiasi altro soggetto, non era tenuta a conoscere i contenuti del piano degli interventi che fino all'altro ieri erano secretati per legge. Ovvio che se loro avessero aspettato magari oggi conoscerne i contenuti si sarebbero resi conto che le norme sulla salvaguardia, la tutela, la valorizzazione delle mura che loro hanno chiesto ci sono nel piano degli interventi. Quanto al parcheggio interrato all'ex patinodromo, il via libera della soprintendenza è un'ulteriore garanzia, dice l'assessore, che le mura saranno salvaguardate in un'ottica di generale valorizzazione. Il futuro è un futuro di valorizzazione, di restauro delle parti mancanti, di sinergia anche con gli interventi privati per i quali sono posti dei condizionamenti e dei vincoli forti, e questo nell'ottica di realizzare anche quel percorso circuitale delle mura che è previsto dal vecchio progetto del gruppo Brusatin degli anni 90. Domani alle 11 i funerali di Ivano Beggio, ex patron dell'Aprilia, si terranno nel Duomo di Asolo, che sarà chiusa al traffico per l'occasione. Nel prossimo servizio sentiamo il ricordo di un amico diventato il primo conducente dello Scarabeo, lo scooter simbolo dell'Aprilia. Da Morosi eravamo qui, guardavamo questa villa e dicevamo un giorno forse sarà nostra. La villa è la Contarini degli Armeni di Asolo e la frase è di Ivano Beggio, raccontata dall'amico architetto che prese in carico la ristrutturazione dell'edificio storico, oggi più che mai patrimonio di tutti. È stata un'impresa veramente memorabile, innanzitutto perché la villa era totalmente abbandonata e quindi era degli armeni, ma in realtà non era più di nessuno, nemmeno delle sovrintendenze. Un investimento importante che l'ex patron dell'Aprilia affrontò con la stessa mentalità della sua azienda di Noale. Usiamo solo persone del luogo, io in quel momento ero abbastanza appena laureato di Asolo e quindi siamo riusciti a fare una squadra effettivamente nel restauro. Un restauro che entrerà nella leggenda di Ivano Beggio, che proprio al suo architetto affidò il primo scarabeo sperimentale. Siccome io andavo, spesso ero preso in cantiere, dice beh ti regalo una moto sperimentale, diceva, che cos'è? Beh, dico, che cos'è? È lo Scarabeo, dice, vedrai, è una moto che a te che piace camminare e viaggiare allo stesso tempo sarà molto bella. Un esperimento che nella disavventura del neoarchitetto già si presentava come uno dei successi dell'Aprilia. Un bel giorno, ahimè, mi rubarono questa moto. E dissi, guarda Ivano, e dice non te ne do un'altra perché le ho tutte vendute, che te l'abbiano rubata, benissimo, dice, vuol dire che la moto va. Ricordi di un amico che domani accompagnerà Ivano Beggio nell'ultimo viaggio, un uomo, un imprenditore che ha contribuito a creare nel mondo il mito del nord-est italiano. Una squadra in fabbrica, come nelle competizioni, portando la piccola Aprilia a competere con i grandi marchi del motociclismo mondiale, creando miti come Valentino Rossi. Ma naturalmente Beggio diceva, loro devono correre, ma sono le moto che devono correre. L'orgoglio di aver creato un mito, accanto, soprattutto negli ultimi anni della malattia, alla consapevolezza che nessuno è per sempre. Lui ha faticato dall'ultimo periodo evidentemente, parlando con me diceva Manlio, noi siamo della stessa generazione, vero? Certo, dico, guarda che non siamo eterni. Io ho detto, per fortuna, ho detto, ma tu sei più eterno di me. Il
Il Tribunale di Treviso ha deciso di rigettare la causa per condotta antisindacale promossa dalla FIOM CGIL contro Electrolux relativamente al licenziamento di Augustin Breda, ex delegato di fabbrica allo stabilimento di Susegana per uso improprio della legge 104, ribadendo che il metodo applicato dall'azienda nei confronti della RSU non gioca a favore delle buone relazioni industriali. Prendiamo atto della sentenza, afferma Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL di Treviso. Quando verrà depositata la sentenza valuteremo se ricorrere in appello. Soddisfazione invece è stata espressa da parte della Electrolux. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di salute, perché sorgerà entro l'anno a Treviso il centro specialistico per le cure della patologia del pavimento pelvico. In Veneto 450.000 donne sono affette da incontinenza, mentre gli uomini sono 97.000. Sorgerà entro la fine dell'anno a Treviso una struttura d'eccellenza nell'ambito della rete veneta dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale. L'obiettivo è garantire agli ammalati delle prestazioni cliniche verso un problema sottaciuto e tenuto nascosto anche ai medici di famiglia, ma che affligge numerose persone. L'incontinenza colpisce tra il 20 e il 30% della popolazione femminile e tra il 5 e il 10% di quella maschile. Può interessare prevalentemente le donne per conseguenze di traumi da parto e di lesioni ostetiche, ma che interessa anche in gran parte gli uomini, specialmente quelli che sono operati per problemi prostatici. Si tratta però di un disturbo che spesso si può curare. È una patologia assolutamente curabile, curabile con mezzi sempre più sofisticati. È chiaro che ci vogliono competenze specifiche e rapporti multidisciplinari. Nella sola provincia di Treviso 93.000 donne sono afflitte da questa patologia, pari al 20% della popolazione. Gli uomini arrivano al 3% della popolazione con 12.000 ammalati. Quindi l'obiettivo nostro è quello di cercare di creare un nuovo modello organizzativo nelle quali le risorse già presenti e le competenze già presenti vengano a essere in qualche maniera funzionalizzate per mantenere un'alta qualità, ma anche offrire una uniformità di cure per i pazienti. Nella nostra regione si spendono 36 milioni di euro all'anno in visite, medicinali, sacche e pannoloni utilizzati per le cure, senza contare dello smaltimento dei rifiuti che si vengono a creare. Una spesa enorme che d'ora in poi potrebbe diminuire. Ed ora l'economia, con i produttori del prosecco attenti alle decisioni del presidente americano Trump in tema di dazi, ma anche di svalutazione del dollaro. Ma a preoccupare c'è anche l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, che, lo ricordiamo, è attualmente il primo mercato estero per le nostre cantine. Brexit e dazi americani preoccupano non poco i produttori del prosecco, una realtà da 400 milioni di bottiglie negli 86.000 ettari veneti, vitati in gran parte al bianco leggero e frizzante, che sta seriamente intaccando il primato dello champagne. Un prodotto che traina non solo l'agricoltura veneta e italiana con un export che incide nel PIL nazionale, ma alimenta una filiera di imprese che vanno dal metalmeccanico all'edilizio, contribuendo a far rientrare il tasso di disoccupazione nei nostri territori. Ecco perché, ad esempio, l'effetto Trump potrebbe sentirsi e non poco dalle nostre parti. Queste scelte potrebbero comunque mettere in difficoltà quelle che sono le importazioni in quel paese. E il mercato americano non è l'unico ad impensierire le nostre cantine. Per quanto riguarda l'Inghilterra con la Brexit, questo potrebbe portare a un innalzamento di quelle che sono le barriere e i dazi all'importazione del nostro prodotto, ci potrebbe essere una maggior svalutazione della sterlina che potrebbe comunque mettere in difficoltà queste che sono le esportazioni, un mercato prioritario. Per il presidente veneto di Confagricoltura bisogna non tanto continuare a soddisfare la quantità, quanto a puntare alla qualità per sostenere il prezzo. Cioè creare un'aspettativa nel consumatore, cioè che va a bere un prodotto che comunque è capace anche di trasmettere determinate emozioni. Perché con una mentalità che punta ad arrivare al miliardo di bottiglie avvicina il prosecco più alla birra che non allo champagne. Infine, conclude il presidente Giustiniani, non bisogna dimenticare che nulla è per sempre. Innanzitutto vediamo come non ci sia mai, diciamo, un
un territorio, un prodotto che dura per decenni o secoli, perché basta pensare, magari se si va indietro 60-70 anni fa, questo era un territorio dove comunque si coltivava anche il bacco della seta, per cui si coltivavano i gelsi, c'era il tabacco, il prosecco oggi sta dando dei successi, ha un successo di mercato importante, e comunque abbiamo un territorio vocato a questa cultura, ci possono essere anche altre coltivazioni. Siamo al basket con la morte ieri a soli 47 anni del campione Harry Williams, una notizia che ha colpito in queste ore i tifosi trevigiani, veronesi, ma non solo. Il mondo del basket è in lutto, è morto a 47 anni Harry Williams, detto High Fly, una delle migliori guardie degli anni 90. L'ex campione era arrivato in Italia nel 1993, prima a Verona dove giocò con la Scaligera, poi nel 95 passò a Treviso dove con la Benetton nel 97 vinse lo scudetto, la Supercoppa, la Coppa Saporta e il titolo MVP. Nel 99 si trasferì a Roma dove conquistò un'altra Supercoppa, poi ritornò a Verona per giocare l'Eurolega. Nel 2002 le ultime partite con il Napoli, poi, interrotta la carriera, divenne un predicatore battista. Un giocatore speciale, è una persona speciale, un giocatore molto competitivo, molto orgoglioso, con una grande fiducia in se stesso, però una grande serenità interiore, penso gli derivasse dalla sua grande fede. L'unico libro che gli ho sempre visto in mano in trasferta era la Bibbia. Williams soffriva da tempo per colpa di un rene ed era in attesa di un trapianto. Un'attesa che tristemente è terminata il 13 marzo a Charlotte, negli Stati Uniti. Ho un ricordo di una bella persona, un grande compagno di squadra con il quale ho condiviso bei momenti, la vittoria dello scudetto, quindi sono veramente addolorato di questa battaglia che ha perso e speravo invece che potesse vincere. Subito dopo di noi torna 20:10, si parlerà delle amministrative di Treviso con la candidata sindaco Maristella Caldato. Da Treviso e provincia è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Tempo in miglioramento sulle nostre regioni, anche se il contesto rimane per lo più instabile con molte nubi e isolati fenomeni. Vediamo il dettaglio di venerdì 16 marzo. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso un po' su tutto il territorio regionale, peraltro senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Le temperature sono previste in lieve aumento, le minime infatti saranno comprese tra i 6 e i 9 gradi, massime invece oscillanti tra gli 11 e i 14 gradi. Giornata spiccatamente instabile sul Friuli Venezia Giulia con alternanza tra annuvolamenti e schiarite, qualche fenomeno e pause più asciutte. Temperature in aumento minime tra 8 e 9 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente su tutta la regione sia pure con presenza di nubi a carattere sparso, non sono previsti fenomeni rilevanti. Temperature minime intorno ai 5 gradi, valori massimi compresi tra i 12 e i 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.